Bene, allora, benvenuto al professor Bruno Siciliano, professore di robotica dell'Università degli Studi di Napoli, che anche quest'anno ha deciso di accompagnarci in uno dei momenti più interessanti di questa giornata per parlare di robotica, ma lo facciamo nel contesto dell'industria 5.0. Professore, inizierei proprio con una provocazione, ma se il tema, diciamo, portante dell'industria 5.0, a parte la sostenibilità, è l'umanocentrismo, quindi la sostenibilità sociale, perché che ruolo ha la robotica che viene sempre percepita come invece un elemento disumanizzante? E allora, diciamo, è proprio la chiave, perché al di là di quella che è la resilienza e la sostenibilità, no, del triangolo virtuoso della 5.0, è proprio questa prospettiva umanocentrica. E nel momento in cui penso alla prospettiva umanocentrica, penso a quella che è una immersione totale nella tecnologia, che riguarda non solo l'intelligenza, ma riguarda anche la parte percettiva e la parte attuativa. In fondo è proprio la parte attuativa che distingue la robotica dalla intelligenza artificiale. Nel momento in cui c'è un'azione fisica, l'azione fisica è personale per definizione. Faccio un esempio: se prendo un video o prendo una foto, i parametri del video e della foto sono assoluti e vengono letti in maniera, diciamo, certa, Oggettivo. sicura, oggettiva da qualsiasi utente. Mentre invece la sensazione fisica è particolare. Nel momento in cui prendiamo l'icona dell'industria 4.0, un cobot, il cobot è pensato per un gruppo di utenti, è pensato per essere utilizzato in sicurezza come un device intuitivo per insegnare al robot le operazioni da fare. Ora, un conto se lo faccio io che ho una stazza fisica di oltre 100 kg, diverso se lo fa un utente che ha una stazza fisica differente oppure ha anche un comportamento differente. Quindi nel momento in cui metto la sensazione fisica, la prospettiva umanocentrica dell'industria 5.0 promuove quella che è la diversità e si adatta naturalmente alle esigenze del singolo utente della tecnologia. E questo quindi è quello che avviene proprio con la robotica. Perché? Perché la robotica riguarda un contesto in cui oltre alla parte di governo, alla parte alla cognizione, all'intelligenza, che troviamo anche nell'intelligenza artificiale, e oltre alla parte percettiva, c'è questa sensazione tattile e una azione fisica. E l'azione fisica a questo punto è differente da utente a un altro. Allora, mi lasci ricordare per chi magari non è addentro troppo a queste cose che lei ha vinto nel 2022 il prestigiosissimo Engelberger Award, che è un premio ambitissimo e che pochissimi italiani, forse solo lei ha vinto come italiano, professore? No, c'è Paolo Dario e c'è Arturo Baroncelli di Comau. Ok, e poi quest'anno, nel 2024, invece è stato insignito del Pioneer in Robotics and Automation Award da parte della IEEE, per quelli che non conoscono l'acronimo, sempre Robotics and Automation Society, che è un premio, stavolta diciamo per l'aspetto proprio di ricerca. Questo lo sottolineo perché lei, diciamo, la sua carriera universitaria non si può sintetizzare in due parole, però diciamo ha fatto dei lavori incredibili soprattutto sulla parte dell'interazione tra l'uomo e il robot. Ed è per questo che lei insieme con Antonio Bicchi, presidente di IRIM, che salutiamo nell'occasione, avete anche coniato un acronimo che è IAT o IAT, Interaction Technologies. Ci vuole dare due indicazioni su questo concetto? Sì, questa dunque le IAT, le tecnologie di interazione, sono l'evoluzione naturale delle tecnologie dell'informazione, oppure se preferite possiamo anche dire tecnologie dell'informazione e della comunicazione, perché la comunicazione nell'ambito tecnologico gioca un ruolo rilevante. Bene, che cosa è avvenuto? È avvenuto che nel momento in cui noi abbiamo un algoritmo intelligente che deve governare un sistema, se questo sistema è un sistema fisico, il robot della 4.0 e a maggior ragione il robot della 5.0 è un robot interattivo, cooperativo a tutti gli effetti con i singoli utenti. E allora, per, diciamo, caratterizzare questa evoluzione, noi abbiamo, diciamo, individuato il concetto di physical AI, cioè di intelligenza artificiale fisica. Ora, è ben noto che Deep Blue fu un algoritmo, un computer che batté il campione mondiale di scacchi, Kasparov, 20-25 anni fa. Bene, nel campo delle neuroscienze c'è un paradosso che è noto sotto il nome di paradosso di Moravec.
Se uno volesse realizzare le stesse abilità sensomotorie accoppiate all'intelligenza per un essere umano al pari del computer che ha battuto il campione mondiale di scacchi, siamo in realtà a delle capacità equivalenti di un bambino di 1 anno, un bambino di 2 anni. Cioè noi siamo ancora all'infanzia di questa tecnologia. E allora si capisce come l'evoluzione naturale delle tecnologie dell'informazione riguardano un contesto in cui ci sono degli esseri umani che cooperano, che interagiscono attivamente con le macchine. E allora abbiamo creato questo acronimo IAT, in cui la A è volutamente parte dell'acronimo, non solo per differenziarlo dall'acronimo IT, perché sennò Information e Interaction avrebbero la stessa iniziale, ma anche proprio per evidenziare, per stressare, direi, l'importanza dell'azione fisica. Questo è un commento che abbiamo pubblicato 2 anni e mezzo fa su Nature Italy, e tra l'altro questo è ancora un esempio della vivacità della comunità di ricerca italiana. Ricordiamo per esempio la roboetica, che fu promossa con un simposio a Villa Nobel a Sanremo nel 2004 da Gianmarco Verugio e Fiorella Operto, e ancora una volta noi italiani, noi ricercatori di robotica italiani, siamo profondamente innovatori, per cui ora c'è tutto un contesto scientifico che si riconosce sotto l'acronimo di IAT, tecnologie dell'interazione, e capiamo che questo non riguarda solo la robotica e l'intelligenza artificiale, per cui è nato, no? di intelligenza artificiale fisica, ma un contesto molto più ampio che spazia dalla parte fisica, quindi la meccanica, l'elettronica, di potenza, la parte elettrica, la parte sensoriale, la parte di computazionale, ma anche quello che riguarda l'interazione tra robot e esseri umani, quindi tutta la parte cognitiva, la parte sociale di interazione, che spazia al di là di quelle che sono le scienze esatte, le scienze applicate, quelle dell'ingegneria, ma riguarda anche le scienze della vita per quanto riguarda l'ispirazione biologica delle macchine, e anche le scienze umanistiche per quanto riguarda le conseguenze etiche, giuridiche, sociologiche e anche economiche dell'utilizzo di queste macchine intelligenti. Senta, professore, un altro, acronimo che avete individuato e segnalato, alla comunità scientifica è un po' l'evoluzione di quello che noi ormai da appunto anni chiamiamo Internet of Things, no? Con un focus chiaramente sulle cose che diventano in grado di comunicare, no? Il vostro acronimo è Internet of Skills, e questo è molto intrigante proprio nell'ambito dei concetti che stiamo esplorando in questa chiacchierata, e in particolare con riferimento al fattore umano. Ci racconta anche in questo caso qual è la filosofia che c'è dietro questo nuovo acronimo? Sì, in effetti il paradigma che poi realizza il concetto dell'Internet of Things è quello del cosiddetto gemello digitale, del digital twin, cioè ovvero un sistema che può emulare il comportamento di un altro sistema, e quindi questo è trasferibile, è trasportabile, si può fare una simulazione, si può fare anche una emulazione del sistema. Nel momento in cui il modello del sistema comprende anche la parte fisica, devo sviluppare un gemello digitale che abbia anche la possibilità di registrare, di trasmettere quella che è la sensazione fisica. E allora a questo punto è stato creato un altro neologismo, la tecnologia moderna è piena di questi neologismi, che è il concetto di phygital twin, andando a creare la crasi tra le due parole digital e physical. In italiano non so come si potrebbe dire, forse figitale, o almeno non l'ho sentito ancora in italiano figitale, mentre digital, digitale, physical e fisica, il gemello figitale. E allora è chiaro che in questo modo, se io voglio andare a trasmettere in una postazione remota quella che è un'azione di governo, un'azione intelligente, in cui ci metto anche il concetto fisico, ovvero il concetto del tattile, quindi la possibilità di trasmettere attraverso la rete quella che è la sensazione tattile, ho bisogno di un canale di comunicazione affidabile, in modo da poter trasmettere non solo dei dati, ma quella che è un'abilità del singolo utente, un'abilità umana. Per cui, per esempio, noi abbiamo fatto un progetto in ambito medicale, in ambito chirurgico, che è finalizzato al training degli specializzandi in chirurgia robotica, in modo da poter replicare a distanza una azione fisica che è quella del singolo specializzando più o meno esperto, oppure del singolo chirurgo
più o meno stanco, no? Quindi è chiaro che in questo contesto abbiamo anche bisogno, quindi rientra l'aspetto relativo alle comunicazioni che sono nell'ICT, perché? Perché abbiamo bisogno di un canale di comunicazione affidabile e non a caso l'internet a supporto dell'Internet of Skills, cioè l'internet delle abilità umane, comincia a venirci incontro la tecnologia di quinta generazione per le comunicazioni wireless. Parlo del 5G. Perché il 5G si propone naturalmente per realizzare il concetto dell'Internet of Skills? Perché? Perché il 5G riduce la latenza, cioè il tempo di ritardo della comunicazione, e offre una prima prospettiva in ambito tecnologico di una latenza costante. E allora sappiamo bene che le tecniche di controllo possono compensare questa latenza se costante e dare la percezione all'utente di avere un ritardo nullo, quindi di poter trasmettere, di poter virtualizzare, esatto, real time, una sensazione fisica completa a distanza. E questa è proprio la nuova frontiera delle tecnologie di interazione e quindi lo sviluppo delle cosiddette Internet of Skills, cioè dell'Internet delle abilità umane. Senta, professore, prima di salutarla e ringraziandola per la disponibilità, volevo chiedere un'ultimissima cosa, no? E da sempre la robotica si è ispirata alle forme della natura, no? Basta pensare banalmente agli androidi, ma non, ai cani robot, diciamo, un po' più in voga in questo periodo, no? In realtà ispirarsi alla natura non è soltanto replicare forme, diciamo, ma anche una, come dire, una ratio di natura funzionale, no? E voi nelle vostre ricerche appunto lo avete potuto sperimentare. La domanda è quanto la cosiddetta robotica morbida, quindi nuovi materiali e l'intelligenza artificiale possono aiutare la robotica a proseguire in questa strada, diciamo, di emulazione della natura. Sì, infatti, questo insomma è proprio il contesto della soft robotics che si sposa bene con altri due concetti. Uno è il concetto del metamorphic, cioè di un sistema che si adatta morfologicamente a quella che è lo scenario in cui deve operare. E poi l'altro è il concetto di embodiment. Questo è un po' difficile da tradurre in italiano, il concetto di incorporazione, però incorporazione potrebbe essere, diciamo, travisato come termine. Cioè il concetto di avere un'intelligenza che non è solo quella neuronale, ma un'intelligenza legata alla forma e alla funzione di un arto, no? Per cui, diciamo, molte volte in questo contesto si parla di robotica soffice. Per esempio, posso dare un esempio in cui andremo a applicare queste cose. Perché? Perché il nostro team di ricerca, insieme ad altri 3 team, un altro italiano, tengo a sottolinearlo, il gruppo professore Arezzo dell'Università di Torino, e 2 colleghi britannici, di istituzioni britanniche, perché uno è un francese, Sébastien Ursulin, e l'altro Caspar Althofer, abbiamo vinto un Synergy Grant, e l'obiettivo di questo Synergy Grant è sviluppare un robot a eversione con una microcapsula per risolvere il problema della colonoscopia, quindi la lotta contro il cancro colorettale, che è la terza causa, diciamo, di killer tra i cancri che, diciamo, che colpiscono gli esseri umani, per sviluppare una procedura di tipo teranostico, che significa fare una terapia, quindi un intervento chirurgico, nella fattispecie la rimozione di un polipo, che è una massa precancerosa nel colon, durante la fase diagnostica, quindi teranostica. E l'ispirazione per questo vermone che diciamo, dovrà essere introdotto nel colon con 2 braccetti, con un manipolatore bimanuale flessibile, soft, è proprio di natura biologica, per avere, diciamo, la capacità naturale di inserirsi nel colon senza, diciamo, l'invasività della tecnologia corrente, cioè del tubo di gomma, che può provocare uno stress, oppure potrebbe anche essere pericoloso per l'operatore meno esperto e causare una perforazione dell'intestino, il che poi conduce alla camera operatoria. Ho fatto questo esempio proprio per evidenziare come l'ispirazione biologica può portare a soluzioni che sono meno convenzionali da un punto di vista del design meccatronico, oserei dire, però poi, diciamo, si adattano naturalmente a quella che in questo caso è la morfologia del colon per quanto riguarda l'essere umano. Ma ce ne sono tanti di esempi in natura di questo genere. Bene, grazie mille professore, e allora non mi resta che augurare a tutti voi buona prosecuzione di questa giornata.